Buongiorno Erika, Matteo e Alessandro. Buongiorno. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Vi chiedo brevemente di presentarvi chi siete e dove lavorate. Immagino nella stessa azienda e quindi ruolo e chi siete. Prego. Sì, io sono Erika e sono responsabile delle risorse umane in Frigo Veneta da diversi anni. Buongiorno, io sono Matteo, sono responsabile dell'ufficio Project Manager in Frigo Veneta e anch'io da diversi anni. Buongiorno, sono Alessandro, responsabile qualità e sicurezza in Frigo Veneta da ormai 8 anni. Quindi... Molto bene, grazie. Dichiarate di avere una seniority significativa, all'apparenza così sembrate veramente però delle persone molto, molto giovani, molto bene. E veniamo al dunque. Noi siamo qui perché la vostra azienda sta partecipando a Job Week Veneto, l'iniziativa di Unocamere Veneto con le camere provinciali e con il coordinamento scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova, perché avete delle posizioni, dei job che proponete a delle persone laureate nelle università venete, nel caso specifico, under 30. Di che job si tratta? Job title, attività svolte, skill richieste ed eventualmente prospettive di sviluppo. Prego. Ok, ricerchiamo project manager che sono responsabili di cantiere e di commessa dei lavori che eseguiamo in Frigo Veneta. Si tratta di persone con competenze tecniche che abbracciano diversi ambiti, quindi termodinamica, dimensionamento strutturale e un po' di elettrotecnica. Le skill richieste quindi sono, oltre alla conoscenza di questi argomenti, la capacità di gestire commesse dal punto di vista progettuale e dimensionamenti termodinamici e strutturali e dal punto di vista esecutivo, quindi gestione del cantiere, quindi on-site sul cantiere. Come competenze informatica per gestire le nostre commesse, il project manager deve saper utilizzare molto bene Excel, Microsoft Excel, AutoCAD 2D e come programmi di dimensionamento e modellazione 3D Revit per un approccio BIM ai nuovi progetti. Molto bene, grazie Matteo. Perché la presenza di Alessandro dentro questo contesto, che valore produce? Io volevo presentare un po' le attività che facciamo, che fa Frigo Veneta a 360 gradi. Noi ci occupiamo di progettazione di macchine, impianti per la refrigerazione industriale e commerciale, produzione di macchine per la refrigerazione tramite il nostro reparto di produzione meccanica ed elettrica, installazione in sito tramite le nostre squadre di installatori e poi tutta la parte di assistenza e service degli impianti lungo, diciamo, il loro intero ciclo di vita. Siamo circa un centinaio di dipendenti presso la nostra azienda e siamo ormai, diciamo, un marchio molto conosciuto, ecco, nel settore appunto refrigerazione industriale e commerciale. Dove siete? Siamo situati a Villa Bartolomea in provincia di Verona, nella zona di Bassa Veronese. Molto bene, zona di tradizione in questi ambiti, no? Bene, Erika, due battute con lei prima di chiudere. Lei, diciamo, coordina tutte le politiche di gestione del personale, risorse umane o capitale umano, come lo vogliamo chiamare. E perché una persona di belle speranze, ambiziosa, under 30, dovrebbe candidarsi per la posizione che Matteo ha descritto e dovrebbe candidarsi proprio presso la sua azienda? Allora, innanzitutto perché Frigo Veneta è un'azienda che, nonostante le dimensioni di una PMI, siamo circa 120 persone, ha un'attenzione molto sviluppata verso i dipendenti. Quindi noi abbiamo un ambiente di lavoro informale che stimola l'autonomia, l'auto-organizzazione delle persone, il benessere delle persone, perché abbiamo anche un piano di welfare, abbiamo un orario flessibile e soprattutto abbiamo dei piani di crescita che sono studiati persona su persona. Quindi noi prestiamo attenzione al singolo individuo come parte integrante di un progetto più grande.
Molto bene. Grazie Erika, grazie a Matteo e grazie ad Alessandro e buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro. Buon lavoro.